Beh, è un passo importante e se pensiamo che solo il 5 giugno dell'anno scorso abbiamo posto la prima pietra e quindi dopo poco più di un anno siamo arrivati all'inaugurazione, sapendo poi che da lunedì 17 il centro diurno sarà già operativo, quindi indubbiamente abbiamo bruciato molte tappe e questo ci dà serenità. Noi sposteremo le due comunità da Parè qui e perché a Parè l'anno prossimo apriremo una comunità che sarà più incisiva per il disagio sociale e psichico e che sarà una sfida importante che abbiamo di fronte, per la qual cosa ribadiamo tranquillamente a tutti coloro che ci seguono e ci hanno seguiti che l'aiuto di tutti ci è utile e quindi la campagna che avevamo lanciato di dona un mattone anche tu resta ancora in piedi per chi ne avesse voglia, oltre a iscriverci nel Dona il 5 per 1000 che è un'altra maniera per creare a noi solidarietà e tranquillità. Sì, la struttura prevalentemente è stata realizzata con i beni del lascito della signora Bernardi, ciò non di meno l'arredo ad esempio delle due strutture è stato oggetto di una donazione del gruppo Gregolin per il centro diurno e del Rotary e di alcuni suoi soci singolarmente per Casa Renato Sartor.